Eder, Mac, Pallister. Io non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana, assolutamente. A Trieste a quanto pare gli abbagli sono di casa, tanto che conviene andare in giro con gli occhiali da sole. L'impronta sui jeans a quanto pare non sarebbe di un guanto. La cosa non mi meraviglia perché tante altre cose verranno fuori, io spero, con l'impronta non è roba mia, ecco. Come avevo anticipato da 2 mesi, anche la GoPro è un buco nell'acqua. Non avevo dubbi, io avevo paura che magari la cosa venisse fuori in un modo diverso, che non era, che non combaciava, che gli orari erano diversi, varie cose che sono state dette. Io di quello che è successo quel giorno c'ho una confusione in testa, una cosa impressionante, causa dolore, stress che io non auguro a nessuno. Chiedo solo rispetto a Liliana, quando la gente parla di Liliana non può fare certe affermazioni. Ma intanto Claudio Sterpin sostiene che il 19 dicembre sarebbero andati via insieme. Sono cose dette da Sterpin. Per cui tu di tutto ciò non ne sapevi nulla. Assolutamente no. Io non so se ci sia stata vita intima tra Sterpin e Liliana, figurati. Claudio Sterpin di recente però ha detto che Liliana aveva avuto una relazione con un farmacista. Non si è ben capito se questa cosa è stata di recente o tanto tempo fa. Vergognoso, veramente. Che ne pensi dell'ipotesi che ci siano tracce del tuo maglione giallo su Liliana? Guarda, vivevamo insieme, cioè adesso io non so come quel filo sia finito sul corpo di Liliana. Però questo filo potrebbe incastrarti. Castrato di cosa? Di un pezzettino di filo, no? Niente potrà sostituire Liliana. Nessuna donna, nessun amico, nessuna persona, niente potrà sostituire Liliana. Liliana è dentro di me e sarà per sempre. Ad un tratto hai iniziato a dire che avevi litigato con Pier Giorgio, però a Trieste girava voce che invece voi vi incontravate e mangiavate pizze insieme. Io non mi sono mai distaccato da mio figlio. Lui è stato accusato di essere complice dell'assassinio di mia moglie. Non so cosa darei per averlo qua vicino a me, capisci? Tu che sai come sono andati i fatti non hai sicuramente mai avuto da temere dalla GoPro o altre cose che chiaramente sapevi non essere veritiere, ma di certo i tuoi problemi, cioè quelli che vanno dalle 9 alle 11, frangente in cui il tuo telefono si spegne, sono tutt'altro che risolti. E niente, mi fa molto piacere, piano piano vengono fuori certe verità. Su tutto il male che è stato detto su di me in tutto questo periodo. Sembra che nelle notti buie e tempestose o in quelle di luna piena qualcuno entri dentro casa tua. Ma adesso forse no, però in quei momenti là secondo me qualcuno probabilmente sarà venuto a casa mia. Certamente prove non ci sono, però è come la sensazione che qualcuno sia passato per casa mia. In passato hai fatto credere che questo qualcuno potesse essere Gabriella o il marito, tanto che ti sei preso pure una bella querela. Ma la persona che entrava può essere anche colei che ha fatto male a Liliana? Questo non credo, non lo so, può essere tutto. Sono cose che comunque, diciamo, quello che è importante adesso è quello che dicono i miei avvocati, Paolo Lice Bevilacqua, appunto, di fare degli esami a 360 gradi, guardare un po' tutte le persone che sono state vicine a Liliana e cercare di capire se ci sono delle responsabilità di loro. Io non sono io che devo dimostrare che sono innocente, è loro che mi devono accusare di aver fatto qualcosa. Decideranno i miei avvocati. Io sono a disposizione, se vogliono mandarmi in giudizio, per carità. Adesso facciano quello che vogliono. Si dice che al mondo ci siano 10 milioni di persone in fila per chiederti scusa. Ma io parlo in generale, tutte le persone che in qualche maniera hanno parlato male di me, accuse, lo faccio in generale, per carità. Non ho accuse verso nessuno, però vedrai che prima o poi dovranno chiedermi scusa, vedrai. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.